Salve ragazzi, oggi parliamo di una fondamentale parentesi dell'arte contemporanea americana e non solo, il cosiddetto espressionismo astratto. Non si tratta, come in altri casi, di una scuola ben definita, basti pensare al fatto che a questi artisti che si sono riconosciuti nel cosiddetto espressionismo astratto sono stati affibbiati altri nomi, altre definizioni, ad esempio Scuola di New York, nonostante non tutti venissero da questa città, ma diciamo che quasi tutti i maggiori artisti espressionisti astratti sono almeno passati da New York. Sicuramente di questa scuola, cioè l'espressionismo astratto, conoscerete il famosissimo Jackson Pollock. Ma naturalmente l'espressionismo astratto non si ferma a Pollock, nonostante lui sia stato probabilmente il maggiore esponente, soprattutto dal punto di vista rappresentativo. Altri artisti che certamente dobbiamo citare sono ad esempio Clifford Steele o ancora Franz Klein. Quest'ultimo è certamente il mio preferito tra gli espressionisti astratti, con questo suo uso violentissimo del nero che si staglia sul bianco, come se raccogliesse istanze precedenti, istanze futuriste, ma aprisse a una nuova, era, un espressionismo selvaggio, alla tedesca. E questo è davvero molto interessante, dato che poi lui lo ha portato nel campo dell'astratto, cioè dell'espressionismo astratto appunto. Ma forse sono tre i punti fondamentali per capire la poetica, che è poi la cosa importante, penso, in ogni movimento artistico, che oltre a essere un movimento appunto artistico, pittorico, è sempre un movimento culturale, teorico. Nel caso dell'espressionismo astratto è certamente fondamentale comprendere la localizzazione temporale di questo movimento, dal 45 al 60 più o meno. Quindi è evidente come nella deflagrazione della forma, ad esempio anche in Pollock, nella deflagrazione del colore, vi sia l'ombra, dell'esplosione atomica, realmente avvenuta nel 45 e che distrusse appunto le due città giapponesi, e soprattutto la minaccia di una deflagrazione atomica totale durante la guerra fredda. E poi ancora un altro elemento fondamentale è la poetica esistenzialista, che sottende, all'operazione dell'espressionismo astratto. Quindi questi artisti, anche nel caso di Pollock, cercano di trovare una nuova forma per esprimere se stessi. Da questo punto di vista va letto il loro abbandono della forma figurativa. Quindi potremmo dire che parallelamente ai surrealisti e un po' dopo i surrealisti, anche l'espressionismo astratto deve qualcosa a Freud e a Jung. Dunque non c'è dubbio che l'espressionismo astratto andrebbe rivisto anche dal punto di vista storico. Inoltre oggigiorno è ancora certamente un modo di fare arte ben presente in quella che è l'arte a noi assolutamente contemporanea, cioè artisti ancora viventi, operanti, anche in qualche caso giovani, che ancora si rifanno a questo modo di vedere la pittura. Dunque vi rimando al prossimo video, in cui sicuramente tratteremo un altro periodo fondamentale della storia dell'arte contemporanea, cioè il cosiddetto color field painting. E come sempre ricordate che se amate l'arte, amate una parte di voi stessi.